Allora, l'assemblea di primavera, così come insieme l'abbiamo pensata, che con questo aggettivo qualificativo speriamo possa evocare la rinascita non solo della natura, ma anche di un nuovo pensiero, vorremmo fosse l'occasione per esercitare un discernimento comunitario, che parte sì dalla conoscenza, per arrivare all'accoglienza, passando però attraverso una chiara e indispensabile presa di coscienza. Se è vero allora che la nostra associazione sente la responsabilità di dare voce a chi non ha voce e di intervenire su tematiche politiche giovanili, è opportuno capire nello specifico il cosa e il come. In questa assemblea vorremmo confrontarci allora con chi, in qualche modo, dall'accoglienza ricevuta ha saputo generare azioni di inclusione e con chi esercita l'azione concreta di accoglienza. Questo percorso vuole offrire sì delle occasioni di lettura del nostro territorio per meglio osservare la realtà, i problemi e le buone prassi nell'accoglienza dei migranti, ma altresì valorizzare quelle esperienze che esercitano l'accoglienza in altri ambiti del sociale, verso le quali prestiamo il nostro servizio, per dare valore e testimonianza al nostro agire politico nei confronti di quelle situazioni fragili. Questo è avvenuto e avverrà attraverso una mappatura di queste realtà, con le quali già collaboriamo. Chiamiamo i nostri ospiti a, sollecitarci sul tema della giornata. Chiamiamo Mohamed Ba e Don Davide Schiavone. Bene, buongiorno a tutti voi e grazie per l'opportunità che mi è stata data di portarvi una voce altra, di portarvi una prospettiva diversa, di portarvi una fotografia di voi stessi che attraverso i miei occhi riuscirete a rispolverare ciò che determina la vostra essenza, mettervi nelle condizioni di discernere prima di scegliere, perché stiamo vivendo un momento drammatico, un momento travagliato, come direbbe Leopardi, travagliosa, un momento dove sempre di più notiamo una certa spaccatura nella comunità umana in due poli, ma quella spaccatura viene generata soprattutto da una visione dell'essere umano non compatibile con la sua essenza, con la sua genesi, perché ognuno di noi è uno solo e non si può replicare, ma la persona come tale, per la lettura che fa della propria esistenza, per sogni, speranze, per la propria integrità, vale poco o nulla, perché oggi come oggi a far fede è il potere d'acquisto, ma quando è l'avere che condiziona l'essere, chi non ha non è e non potrà nemmeno pretendere il diritto all'esistenza. Il risultato qual è stato? È che in pochi hanno tantissimo e in tanti non hanno nulla. Ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, perché a governarci non è più il pensiero. L'Italia è un paese anomalo, perché è l'unica nazione che da tanto tempo da queste parti siede al banco delle grandi nazioni pur non avendo materie prime. Allora, a cosa lo deve? Grande fratello, grande sorella, grande nipote, isola dei famosi o dei sconosciuti? No, ma lo deve ai poeti, cantori, architetti, scultori, coloro che vi hanno lasciato in eredità un museo a cielo aperto. Quindi nel DNA italiano troveremo soltanto una cosa, una idea esteta, la capacità di godere del bello che ci circonda, ma nel momento in cui perdiamo la capacità di vedere noi stessi attraverso gli occhi dell'altro, in quel momento lì andiamo a mortificare ciò che ci determina la nostra essenza.
siamo soltanto dei soggetti che non chiameremo più cittadini, ma volgo, che si muove in base all'inflazione, in base al debito che si alza, si abbassa, segue la borsa. Non vi è più l'economia della conoscenza, perché l'essere umano non è l'attuazione di un algoritmo, ma è una storia evolutiva, cioè una sequenza di eventi coniugativi tra un soggetto in evoluzione e un'alterità selettiva. Ed è chiaro che questo è un po' il ribaltamento del paradigma antropocentrico che vede l'uomo incapace di realizzare se stesso stando da solo, quindi avrà sempre comunque bisogno dell'altro dovunque provenga, l'altro. Le società hanno bisogno di animali sociali e empatici, perché una società fatta soltanto di soggetti autolesionisti non esiste. Hanno bisogno di animali sociali, ma ahimè il danno antropico che abbiamo apportato alla società è che la nostra maggior sensibilità e empatia sono cresciute in proporzione diretta con il danno antropico che abbiamo apportato al mondo. Cosa è successo finora? Abbiamo sempre vissuto un modello che tende ad uccidere i nostri desideri autentici per crearne altri, non per farci felici, ma per alimentare se stesso. Quindi lo sfruttatore finale del sistema è il sistema stesso, e tale sistema gode nel vedere i penultimi individuare negli ultimi la causa del loro malessere. Mi spiego bene. Il medesimo sistema ha creato una specie di container dove coagulare popolazione e territorio in base a gusti, in base a tratti somatici, in base a religione, e quello ha creato una convergenza tra il sé e il luogo. Purtroppo la globalizzazione non ha chiesto il permesso, perché quando si è appiattito il mondo, quando abbiamo perso una proiezione diversa che si divideva il mondo in due poli, il blocco comunista e quello liberale, allora la globalizzazione ha appiattito tutto e ha messo in crisi quel container. E che è successo? Dobbiamo risparmiare sulla batteria. E allora cosa è successo? È che quel container è saltato, tant'è che i cittadini all'interno di quel container non si sentono più a casa, e all'interno della loro casa non ritrovano più i loro riferimenti sociali, culturali, religiosi e politici. Ma invece di porsi la domanda, cioè io che cosa ho fatto male? Che cosa ho fatto e che non avrei dovuto fare? Quello che ho fatto, come l'ho fatto, bene o male, ha trovato molto più conveniente trovare il nemico. Una volta individuato, ecco la causa del mio malessere, ma quello non sarà mai una cura. Quello non garantirà mai un'evoluzione, ma anzi un'involuzione. Perché nel momento in cui salta quel container ha spalancato le porte ai vagabondi dell'economia. E chi sono? Coloro che circumnavigarono la terra a guardare le aziende in crisi, le società che hanno bisogno di liquidità, perché sono tutti dei brokers, giocano soltanto e vivono soltanto per il profitto. Sono quelle persone che dovunque vadano troveranno sempre tappeti rossi, troveranno sempre i palazzi aperti, incontreranno sempre il sorriso in ogni volto. Ma quelle persone non sono interessate ai valori culturali di quel luogo dove vanno a investire.
della lingua, della storia, nulla, assolutamente niente. Vi do un esempio semplice. C'è una squadra di calcio di Milano che si chiama Inter, era un patrimonio della città perché è proprietà di famiglia, Angelo prima e poi figlio Massimo Moratti, hanno vinto 3 coppe credo. Arriva un broker indonesiano di nome Erick Thohir, fa di tutto per entrare nella società, ma quella società Inter garantiva il pane quotidiano a più di 300 persone, tra cui bambini che attraverso il lavoro del loro padre, che saranno magazzinieri, saranno massaggiatori, saranno agenti pubblicitari e tutto il resto, vedevano la loro scolarizzazione garantita attraverso lo stipendio. E cosa fa Erick Thohir? Quando prende la maggioranza, crea una società ex novo. Le società di calcio funzionano in questo modo, comprando e vendendo calciatori, quindi hanno bisogno di capitali. E cosa fa il signor Thohir? Presta quei capitali alla società Inter, che è sua, la quale la ripaga con gli interessi. E quando ha finito di recuperare tutti i suoi soldi, ora vive di rendita, perché adesso la società Inter sta pagando gli interessi sul prestito che il signor Thohir aveva allocato alla società. E che ha fatto alla fine? Lo ha venduto ai cinesi. Adesso è di proprietà Suning, che sono cinesi, ma lui continua a percepire ancora gli interessi sul prestito che aveva fatto alla società. La stessa cosa faranno anche i cinesi, quando ne avranno abbastanza vendranno magari agli americani. La stessa cosa è successa anche all'altra squadra di Milano, che è il Milan e così via. Eppure hanno smesso di essere stranieri nel momento in cui hanno spalancato la borsa 24 ore con miliardi e miliardi di dollari dentro. Cosa significa? Semplicemente una cosa, che abbiamo ucciso l'umano che c'è in noi. La crisi è prima di tutto strutturale, perché quando noi ci muoviamo non ci muoviamo mai le mani in mano, ci muoviamo sempre come portatori di valori, culture, storie, religioni che non necessariamente somiglieranno ai valori e alla cultura che poi incontreremo nel luogo dove cerchiamo di affrontare. La sfida è proprio lì, l'incontro, perché ancora prima dell'accoglienza ci vuole l'incontro. Dispiace aver sentito la voce autorevole del sindaco usare un termine che è così tanto vituperato in Italia: integrazione. Che significato ha? Guardate che gli esseri umani non si integrano, gli esseri umani interagiscono, sono gli elementi che si integrano per dare luogo a nuovi elementi. La lega è una somma di altri 2 materiali, perché se noi andiamo ad azzerare le nostre specificità uccidiamo la crescita umana. Il mondo è bello proprio perché è diverso, ma confrontandomi con la diversità dovrei seguire anche il paradigma dell'incontro, che sono i 3 tempi: il tempo della scoperta, il tempo dell'osservazione e il tempo della comprensione. Accogliere è una parola nobile, è un pensiero molto umano, profondamente radicato in ciascuno di noi, ma ci sono delle prassi. Se non rispettate quel buon proposito che ci ha guidati a fare quel gesto, si trasforma in l'effetto perverso che è l'assistenza. Ma quando è sempre l'altro che ti presta gli occhi con i quali guardi il mondo, spesso non ti darà mai la possibilità di guardare dove vuoi te. Il tuo sguardo deve sposare per forza i suoi interessi, ed è questo il problema.
e quello ha generato anche il fallimento della cooperazione internazionale. L'era di internet, l'era digitale, a tutti farebbero comodo avere un computer, perché no? Ma anche al villaggio africano. Ma prima di caricare un container pieno di computer e portarlo al villaggio africano, sincerarci almeno che ci sia l'elettricità in quel villaggio. Ed è questo il problema. Abbiamo avuto l'esempio di Bergamo, l'Accademia dell'Integrazione. La prima lezione dovete imparare a memoria l'inno di Mameli. Ma dico, ma stiamo scherzando o che cosa? Allora, se quello è il modello, allora non abbiamo ancora capito. Perché coloro che oggi si ritrovano in queste condizioni non sono partiti dal nulla, perché quando le famiglie hanno solo una possibilità per uscire dalla povertà estrema, spesso smettono sul più valoroso dei figli, su quello più integro, su quello più elastico nei giudizi, su quello più resiliente, quello più aperto mentalmente e religiosamente. Quello abbiamo dinanzi a noi, e tra tutte le cose che avremmo potuto consentirgli di usare per favorire la sua inclusione, ci limitiamo a fargli imparare a memoria Fratelli d'Italia, tutti in coro. Ancora oggi sanno solo quello, ma senza nemmeno coglierne il significato. Allora, un grande paese quale l'Italia, che ha sbagliato, ci ha precipitati in una crisi strutturale perché abbiamo rincorso ciò che non ci apparteneva, una politica industriale. Perché noi abbiamo ereditato un museo a cielo aperto in questo paese, ogni pezzo di strada, ogni borgo, ogni piazza alberga dentro di sé un patrimonio che non si può nemmeno stimare. Noi invece di investire nell'economia della conoscenza abbiamo cercato di rincorrere il capitalismo senza controllo. Allora la crisi cosa ha fatto? Ha spaccato tutti i riferimenti. Abbiamo due casi. Da un lato il cittadino arrabbiato, deluso, confuso, perché non si riconosce più nello Stato, perché lo Stato viene considerata la matrigna. E quale Stato, invece di porsi la domanda, quello che ho fatto per te cittadino, lo ho fatto bene o male, si limita soltanto a dare in passo a quel cittadino arrabbiato il nemico preferito, generando così la notte storica che ha generato poi quello che viene definito la famosa notte dei cristalli in Germania. Basta dare in pasto il diverso, il migrante, il viandante, l'omosessuale, il diversamente abile. Il cittadino arrabbiato ha bisogno solo di questo, ma non di soluzione per uscire dalla sua posizione, perché sappiamo di non essere in grado di dargli la materia prima, perché non abbiamo mai investito nell'economia della conoscenza. Ma in queste terre si diceva un tempo cogito ergo sum, penso dunque esisto, non era l'avere, anzi perché se hai e non sai chi è più furbo di te, ti frega tutto quello che hai. Quindi noi, per favorire l'inclusione del migrante, di chiunque, dobbiamo fare in modo che si senta libero, autonomo, capace di capire cosa volere della sua esistenza e quali vie intraprendere per arrivarvi. Lì sì, gli saremo di aiuto. Ma se ci limitiamo soltanto ad esaltare la nostra specificità culturale, allora non abbiamo capito perché quel migrante è passato dalla colonizzazione, dalla schiavitù alla schiavitù degli aiuti. Quel migrante ha subito evangelizzazione, islamizzazione, colonizzazione.
Quel migrante ha subito sulla sua pelle tutte le pagine più oscure che una mente malata possa partorire. E nonostante quello, ve ne sarete resi conto, chiunque di voi incontra sorride. E spesso una pacca sulla spalla: ciao amico, ciao fratello, ciao sorella, come stai? Tutto bene? Ma magari non ha neanche mangiato da 2 giorni. Eppure sorride perché non si è presentato con il dito puntato, ma si è presentato con una mano allungata. Cerca soltanto un camminare insieme, ma per camminare insieme dobbiamo essere in grado di sentire lo stesso battito, una ritmica che ci porti a danzare insieme. A danzare insieme, perché non si è mai soli quando si custodisce un sogno da inseguire. E quel sogno quale? È quello di riscrivere una nuova pagina di storia che consentirà a ogni essere umano, dovunque si trovi, di essere in grado di badare a se stesso e magari incuriosito dall'altro, prendersi il tempo, 1 settimana, 10 giorni, 1 mese, andare a visitare quel luogo e poi tornarsene a casa. Perché la peggior violenza che l'essere umano possa sentire sulla sua pelle è quello di sentire la lontananza degli affetti e degli effetti. Perché ritrovati in un paese straniero, non per visitarlo, gustare i piatti tipici, ma per costruirci un futuro non è semplice. Perché quando sei a casa tua basta guardarti intorno per ricordarti chi sei, quello che hai, quello che ti manca, cioè devi cantare delle tue cose. Ma quando sei altrove non riconosci niente di tuo. È come se all'improvviso diventi un'altra persona. Eppure nell'ignoranza totale di tutto e di tutti ti devi costruire una quotidianità. E quindi l'aiuto che serve in quel momento lì è di far capire come si cammina in un contesto come questo. In un contesto come questo non bisogna più sprecare tempo e energia a prendertelo con chi ti tratta da cane, ma devi fare in modo che non ti trovi mai a mangiare nella ciotola del cane. E quello è l'aiuto necessario. Non è darti il pane, no, non te lo do il pane. Hai fame, anche io ho fame, mangiamo insieme. Ma mentre mangiamo scambiamo 2 parole. Manifesterai il bisogno di bere? Si chiama acqua. Non te ne dimenticherai mai, perché la materia prima dell'inclusione sono i beni di prima necessità. Saperli individuare è già una certa autonomia. Ma anche se io volessi prendere uno di loro a lavorare, io dovrei sincerarmi anche che capisco ciò che dico, perché se io lo porto nella mia falegnameria aspettando che a fine giornata mi produca una sedia, è lui che pensa di aver capito di dovermi produrre un tavolo, mi rovina il lavoro. Ma sapete quante migliaia sono le borse lavoro per i migranti che ancora sono lì dormienti? E questo perché? Perché nelle strutture di accoglienza non è obbligatorio frequentare la scuola di italiano. Ma è possibile avviare un percorso di inclusione senza che vi sia la necessità di capire almeno la BCD di quel luogo. Ma come fai ad essere libero? Ma non sarai lì per tutta la vita, prima o poi imparerai a volare con le tue ali. Come fai a chiedere informazioni? Come fai a capire? Come fai a muoverti? Come fai anche a condividere i tuoi pensieri, i tuoi sogni? Diceva Thomas Sankara che l'aiuto migliore è l'aiuto che uccide l'aiuto, perché un aiuto che si perpetua nel tempo crea una situazione di dipendenza. E il limite è questo. Il limite è questo, non solo. Una volta tanto in questa italica terra si è trovata la chiave per l'inclusione, il sistema SPRAR.
perché se io sono amministratore locale mi ritrovo davanti alla mia scrivania tutte le carte del bando, me le studio, leggo, capisco quante persone ospito nel centro che c'è nel mio territorio, li conosco per nome, cognome, storie individuali, collettive e tutto. Per me diventa molto più facile controllarli. So chi sono e da dove vengono e quanti sono. È solo che quella cosa lì non andava bene, no, perché funzionava. E siccome si è andati in giro a urlare all'invasione, la matematica non è un'opinione. E siccome l'invasione non c'è stata, allora bisognava crearla. Come? Cancellando e ammazzando il sistema SPRAR, cioè l'unico che funzionava. Quelle persone che avevano avuto la protezione umanitaria, che si sentivano finalmente liberi, esistenti in quanto persone, perché avevano la carta che diceva che loro esistevano come persone, e quella carta non sarà più rinnovata e quelle persone ritornano di nuovo ad essere dei numeri, ma l'amministratore locale si ritroverà nella sua città quelle persone senza sapere chi siano, da dove vengono. Quello non fa niente altro che alimentare la paura, perché quelle persone dovranno dormire. Ma dove andranno a dormire? Sotto dei portici, davanti alle stazioni ferroviarie, davanti all'autostazione. Sono loro che generano la paura percepita dalla maggioranza dei cittadini, e quello serve soltanto per alimentare l'industria della paura, ma non penso che durerà più a lungo. Prima o poi finirà. La sfida nostra deve essere questa: come avviare un percorso che consentirà di individuare veramente i limiti del sistema politico in Italia in materia di immigrazione e proporre un'alternativa senza essere tassati di traditori o di negazionisti o chi più ne ha più ne mette. Ma non per forza deve essere contro o pro, ma io posso proporre l'alternativa. L'alternativa è possibile averla. Cosa ci impedisce di avere dei punti di riferimenti per quelle persone, includendo soprattutto, come si fa dalle mie parti, nella Verde Brianza, non solo perché verdi di natura, ma verdi anche nel cervello, ma grazie a una lotta continua, un martellamento giorno e notte si sono arresi. Ho detto: io vivo qua, io sono di origine senegalese, a me un senegalese non saprà mai raccontare storie che non esistono. Allora, se arriva qui a Subiate un senegalese, mandatelo, viene da me, ci faccio un bel lavoretto, gli spiego io dove è arrivato e come io ho fatto per seminare quel ponte che consente a tutti i sulbiatesi, dovunque incontrano un senegalese, scherzando, lo salutano in Wolof, che è la nostra lingua. Quel senegalese, se vorrà vivere a Subiate, dovrà capire che ci sono dei confini da non superare. Quel senegalese a Subiate capirà che dovunque si troverà, in qualsiasi momento avrà sempre una porta aperta per lui. E la stessa cosa farà anche per coloro che verranno dopo di lui. La stessa cosa con la comunità marocchina, con quella rumena. Noi non abbiamo mai avuto problemi di convivenza. Ma se è possibile farlo lì, perché non è possibile farlo altrove? Perché in quella città sono i cittadini ad aver deciso che qui nessuno dovrà essere straniero, perché tutti noi siamo ugualmente stranieri. Quando è la comunità che si muove, l'amministratore si ricorderà del suo compito, cioè servire. Fare la politica è un servizio.
ma a volte ho l'impressione che il piano sia ribaltato in Italia. Ho l'impressione che fare politica sia servire se stessi. Ho anche l'impressione che il cittadino che esercita quel suo diritto sacrosanto di voto lo fa in prospettiva, cioè se io voto allora mi tornerà indietro qualcosa da te che ho aiutato ad arrivare lì. Allora quel scambio morboso falsa anche le regole democratiche. Noi abbiamo il mondo che ci guarda. Col mondo che ci guarda spesso è portato ad emularci, e l'emulazione fa anche sì che la prima parola che uno straniero impara in Italia è una parolaccia, e non a caso, perché è stata sdoganata. Allora cercate di essere bravi maestri, cercate di essere bravi maestri, perché davvero mi piange il cuore vedere certi atteggiamenti alla televisione, alla radio, per strada, ma che non sono degni di un paese civile. Oh, ma siamo l'Italia, siamo la patria di Dante Alighieri, di Manzoni, di Leopardi, di Leonardo da Vinci, di Parini. Allora, fermiamoci tutti un attimo e guardiamoci dentro. La sfida odierna è semplicemente culturale, ma la regola c'è anche. Solo colui che sente i suoi piedi sprofondare nella sua terra è libero di essere ospitale, perché quello che si è nella vita non è motivo di orgoglio o di vergogna, perché è legato alla fatalità del caso, ma quello che si diventa lo è. Io non ho fatto niente per essere senegalese. Un uomo e una donna in una terra chiamata Senegal si sono sposati, dalla loro unione sono nato. Solo quello ha fatto di me un senegalese, ma il mio sedermi qua e di parlarvi in italiano è tutto merito mio, prescinde dall'essere senegalese. Allora non capisco perché l'essere italiano debba essere un'arma da sbattere in faccia all'altro che italiano non è, visto che è legato alla stessa fatalità del caso. Che senso dare al prima io e poi dopo magari te? Ma c'è lo stesso cielo per tutto il mondo. Impariamo a premiare il merito che c'è nell'individuo. Io prima metterei tutti i cittadini che vivono onestamente in Italia, contribuendo al suo sviluppo culturale, sociale e economico, rispettandone le regole. Se io dovessi scegliere un'immagine per definire l'Italia, sceglierei voi. Non sceglierei mai quello che mi arriva attraverso la televisione. Sceglierei voi perché avete fatto una scelta, il dono, la gratuità, senza mai aspettare il tornoconto, perché io ho deciso di donare quel poco che ho con gli altri. E non è poco, il tempo date agli altri. Attenzione, è una scelta di vita, perché ti condiziona per tutta la vita. Anzi, vai a letto immaginando un domani che anche i tuoi figli facciano la stessa cosa, perché ne vedi l'utilità, perché ritorni a far parte di una lunga catena chiamata umanità, perché ritorni a far parte di una comunità dove non si cerca di svilupparsi, no, ma si cerca di progredire consolidando la coesione sociale, perché torni a far parte di una famiglia allargata dove madre natura è ancora considerata una fonte di nutrimento, non una risorsa, perché torni a renderti con piena consapevolezza di essere importante per tutti gli altri. Nessuno rimarrà mai indietro.
Nel bisogno ci siamo. È venuto a mancare un vostro compagno. Ho visto come lo avete ricordato. Scusate se è poco. Significa semplicemente che la morte non può minimamente significare la fine dell'esistenza, anzi, voi avete dimostrato oggi che è possibile morire senza mai cessare di esistere. Si chiamava Marco, giusto? Lo avete dimostrato, quindi la capacità c'è. Ma se c'è in voi, perché non dovrebbe esserci per gli altri? La differenza la fa la scelta di vita che l'individuo fa, e quindi l'altro non può minimamente essere rappresentativo della cultura italiana. Ecco perché per me l'Italia siete voi. Non so se mi avete capito. Oggi abbiamo bisogno di un ponte senza limiti che attraversi i poli, che penetri le culture, che consente a chiunque di voi domani ritrovarsi in Senegal, in Congo, in Gambia, dovunque, e sedersi da questa parte e nella lingua che si usa in quel paese comunicare a loro lì seduti ad ascoltarvi. E quella è la reciprocità. Dobbiamo arricchirci mutualmente, perché altrimenti viviamo lo stesso percorso di un tempo. La nostra evoluzione si è arrestata ad un certo punto, quando abbiamo perso la capacità di contemplare il bello che c'è attorno a noi e in noi. Forse è giunto il momento di rispolverarlo. Un ciao, come stai? Un apprezzo. Leggere negli occhi dell'altro la necessità di un abbraccio e donarglielo senza nulla aspettare. Veder crollare e rimettersi a costruire senza nulla dire. A quello dobbiamo ambire. Il modello di inserimento culturale, sociale, politico e religioso passa attraverso non la resistenza, ma la resilienza, la capacità di mutare forma per dare risposte esatte a determinate situazioni senza per questo alterare ciò che ci determina. Durante la seconda guerra mondiale ci voleva la resistenza, sì, perché non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Ma ora non più resistenza, ma resilienza. Proporre sempre l'alternativa al braccio di ferro, prima noi e poi dopo magari gli altri no. Noi diciamo no, prima l'essere umano, dovunque provenga. E per questo continuo a pensare che la chiave di lettura per tutti noi deve essere semplicemente una cosa: accogliere, accogliere, accogliere. Perché non si è mai morti di troppa accoglienza, ma si muore doppiamente di troppa indifferenza. La crisi sta semplicemente nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non possa nascere, ma insieme forse riusciamo a farlo rinascere per il bene dell'Italia, dell'Europa, dell'Africa e del mondo intero. Perché la nostra patria è il mondo intero. Grazie. Bene, grazie Omed per la tua testimonianza, il tuo intervento e per le tue parole. Diamo la parola a Don Davide Schiavon. Sì, un po' difficile
difficile parlare dopo il mio amico Mohamed, ci conosciamo da tanto, ecco, perché lui collabora con altre Caritas appunto della zona dove vive, quindi ci conosciamo e lo ringrazio perché proprio ha dato, ecco, questa narrazione dinanzi a questa situazione che viviamo nel nostro tempo, una narrazione di aria pura. Noi oggi viviamo proprio nei confronti del fenomeno migratorio, ecco, una narrazione che è tossica, che è avvelenata. E come lui chiamava, credo sia importante proprio cogliere, e lo dico proprio a partire dall'esperienza di accoglienza che come Caritas noi viviamo, un'accoglienza che è stata strutturata in questi anni in varie fasi, e proprio quella che mi hai richiamato, è quella di orientare a questa inclusione, no? E non a un'integrazione intesa come assimilazione, come azzeramento, no? Ma un'integrazione, se andiamo al termine proprio etimologicamente, vuol dire dare la possibilità a ogni persona di vivere in pienezza quello che è. Allora quella sia integrazione, se no ecco, non ne parliamo. L'inclusione è proprio questo percorso. Però ecco, volevo dire semplicemente questa cosa, come il fenomeno migratorio, chiamiamolo così, ecco, per semplicità, è stato imprigionato dentro ai crismi di un problema. E di fatto può essere un'opportunità, come è stato detto, l'opportunità di scoprire quella che è la nostra verità di esseri umani, ecco, dove siamo chiamati ad accorciare le distanze, ecco, ma valorizzando le differenze e le diversità, che sono ricchezza. Ecco, noi stiamo parlando, e più volte sentiamo, ecco, attraverso, come diceva Mohamed, i mezzi di informazione, di un'invasione, no? Ma pensate che negli ultimi 7 anni sono arrivati in Europa 2,5 milioni di persone su 500 milioni. Noi viviamo questo, e qui in Italia 600.000 persone, di cui 300.000 se ne sono andati in altri paesi. Di che cosa stiamo parlando? Quando non capiamo, ecco, che sono 70 milioni coloro che sono costretti a lasciare il loro paese ogni anno. E la migrazione è da sud a sud, non da sud verso nord. Questo nessuno ne parla. Ma oltre a questo elemento, ecco, credo che sia importante cogliere come sia necessario permettere ad ogni uomo la libertà di rimanere nel suo paese e la libertà di partire. Oggi questa libertà, come lo diceva Mohamed, è la cultura della conoscenza e la cultura della libertà. Ecco, lasciare le persone libere, ecco, di fare, ecco, e vivere la loro vita, la libertà di fare il discernimento, la libertà di scegliere. E questo oggi non è garantito. Le persone a volte, ecco, sembrano cose, perché non so se conoscete, ma ve le dico proprio con il cuore in mano, perché ricordarle proprio dei racconti, delle storie delle persone che si incontrano, perché persona molto, come anche il sito del Ministero degli Interni, parla di sbarchi. 23.000 sbarchi l'anno scorso, 300 persone, storie, non numeri, come veniva ricordato. Allora, le persone che partono, come diceva, come ricordato prima, sono persone su cui si investe, cioè sono persone su cui si sente un'intera famiglia, un intero villaggio, un'intera famiglia proprio allargata, sente il bisogno proprio di investire su qualcuno. Ecco, queste persone sanno benissimo che vanno incontro, a cosa vanno incontro. A me impressiona sempre quando ascolto sentirmi dire questo: partire con il rischio di morire è meglio che restare con la certezza di morire. E quando prendono, questo non so se non viene tanto diffuso, ma quando salgono su questa specie di barchette, gommoni,
sui giubbotti scrivono con pennello indelebile il numero di casa per recapitare i loro cadaveri se muoiono. Cioè, quindi non è che non lo sanno, non è che non c'è consapevolezza, non c'è la libertà di restare. Adesso non entro nei termini che già Mohammed ha detto sulla violenza, sulla colonizzazione economica, sulla schiavitù che non è mai finita. Io vorrei dire queste cose, però credo che questa libertà di poter scegliere è legata anche alla libertà di poter partire, che non c'è. Faccio un semplice esempio sui passaporti. Voi pensate che il passaporto sia uguale per tutti al mondo? Se il passaporto è rosso bordeaux è forte, se è verde un po' meno, se è celestino ancora meno. Il paese che può ha il passaporto più forte sono gli Emirati Arabi. 167 paesi senza visto secondo quel passaporto. Secondo Stati Uniti, 165. Terzo Italia e Germania. Sono paesi che non possono, dove non si può andare da altri paesi, poi si va a finire nelle mani dei trafficanti. Oppure cose come il Pakistan, che può andare nelle isole Comore. Il Pakistan non deve fare le isole Comore. Perché queste cose, purtroppo questo è il dramma, che avendo applicato, come dicevamo, all'educazione e alla cultura, ecco, della conoscenza, alla cultura di quel rispetto fondamentale che è la dignità di ogni essere umano, all'essere umano. Stiamo parlando dell'umano, non del bianco, del nero, dell'islamico, del cristiano, no, l'uomo. Ecco, avendo abdicato a questo, queste cose qui, e avendo scelto la cultura dell'economia, dello sfruttamento, sono cose costruite a tavolino. Sono cose, anche trasformare questa comunicazione sull'immigrazione in un certo modo è fatta così. Allora io credo sia importante, proprio come è già stato detto, recuperare, e io credo che l'esperienza di accoglienza allora sia un'opportunità per noi, per recuperare il valore dell'accoglienza. Queste ripetute volte che Mohammed ha detto accogliere. Significa riconoscere la dignità dell'uomo. Significa riconoscere che ogni uomo è come una terra sacra, e l'altro è un mistero sempre da scoprire. E certamente nel momento in cui è ferito, nel momento in cui sta male, e questo vi assicuro che quando le persone arrivavano in certe condizioni sono quasi indescrivibili, no? Serve quell'assistenza che è per guarire le sue ferite. Ma noi non possiamo mai trasformare un uomo in un assistito. Non possiamo inchiodarlo in questo. E l'accoglienza deve offrire quegli strumenti perché uno possa continuare il suo percorso di vita, perché possa essere uomo e donna. E allora è riconosciuto in tutta la sua ricchezza e tutto il suo valore, perché l'altro è pari a me in dignità e vale, come è stato detto, per quello che è, non per quello che ha. Questa è nell'esperienza di relazione con i molti fratelli che sono passati in Caritas, ed è bello questo perché in questi anni di accoglienza sono passati più di 1000 persone e tutti che si sono spostati anche nell'Europa ci scrivono, c'è sempre contatto, perché ciò che è importante è riconoscere il volto dell'altro. E allora questo credo ci viene per noi, anche noi, penso a voi capi, scout, no? Anche da quella che è la nostra esperienza, da quello che è la nostra esperienza di fede, dal Vangelo, che ci invita a vivere questo nella ricerca della verità. L'accoglienza non può essere semplicemente un esercizio di carità, è un'espressione della verità di quello che siamo. E a me viene sempre in mente, ecco, quel racconto della fraternità, di Caino e Abele. Abele in ebraico significa soffio, cioè Abele non è se Caino non lo riconosce. E allora questa, la fraternità infranta è proprio questo, quando queste persone non sono riconosciute. Vi dico un semplice esempio per dire come poi, ecco, poi anche nella tradizione queste cose credo siano importanti. I primi 10 migranti che sono arrivati in Caritas dovevano arrivare alle 6 di sera e sono arrivati alle 9.
alle 7 del mattino doveva arrivare la polizia per verificare, ecco, se corrispondevano i numeri, tutte queste cose burocratiche di cui non vi dico, e poi i dottori per vedere se portavano chissà quali malattie. Sono arrivate le 2, abbiamo permesso loro di lavarsi, sistemarsi, tutte queste cose qui, e poi abbiamo assegnato le stanze. Io quella notte non ho dormito perché insomma per fare l'altra erano le 4 del mattino, quindi, insomma. E così un po' anche perché ho questa, fino adesso magari domani avanza d'Alzheimer, quindi ecco, perdo la memoria, ho imparato i nomi di queste persone, questi 10 fratelli, e al mattino sono andato a svegliarli perché erano poche le ore di riposo, perché arrivava queste persone della polizia di Medici. E ho chiamato ciascuno per nome e ho chiesto permesso per entrare nella loro stanza. E ho visto questi 10 giovani uomini piangere, perché era anni che non si sentivano chiamare per nome nella schiavitù che vivevano in Libia e in Africa. Nessuno diceva più permesso per entrare dove abitavano, altro che permesso. Ma qui è come iniziamo nelle storie, nelle narrazioni che sono drammatiche. A me ha colpito questa cosa qui, com'è importante, ecco, attraverso il nome e attraverso quello che è il linguaggio, che oggi veramente ecco, bisogna recuperarlo. E allora, voi siete educatori, ecco, una prima cosa per educare i ragazzi, educate a un linguaggio buono, a un linguaggio che riconosce l'altro, a saper chiamare per nome che non è semplicemente una questione formale, è saper riconoscere, a sapere, ecco, dire non ti do il panino ma lo mangio insieme con te, scambio 2 parole. Ecco, questo è importante, è la logica della condivisione, perché ecco quella frase che poi anche il Signore Gesù ha vissuto, non c'era posto per loro, oggi non è un posto come si ricordava prima tanto fisico, è un posto nel nostro cuore, è una questione culturale, è una questione, quindi ecco, l'accoglienza non è un esercizio pio da vivere. L'accoglienza è e ha radici, ecco, che anche la nostra fede ci ricorda, che dicono che il vero uomo è colui che sa aprire il cuore dell'altro, il vero uomo è colui che condivide. E gli episodi che sono narrati nella Bibbia, quanto, io conosco anche il Corano, e anche altri testi, l'uomo è affermato, l'umanità, che non è né bianca né nera né gialla, non è l'umanità. E ricordiamoci che è fatta di terra questa umanità e di questo spirito, ecco, che rende, come si diceva prima, l'esistenza oltre la morte. E io credo che questo è importante perché poi le storie che si incontrano, le storie dell'accoglienza che io ho vissuto e che vivo tuttora ogni giorno, sono storie che portano i segni pesanti della morte sul proprio corpo, nel proprio animo. Ma non basta, come diceva prima Mohammed, l'assistenza, serve, ma non possiamo fermarci. Tante volte qualcuno dice, che belli questi giovani che arrivano, che magari lo vorrei adottare, no, lui ha la sua famiglia, tu devi aiutare a fare un tratto di strada con lui, a condividere perché possa avere gli strumenti. Oggi con la legge 132 ex decreto Salvini, chiamato anche decreto sicurezza, che di fatto è una legge in sicurezza, perché questo è il fenomeno, è stata tolta dai centri di accoglienza la possibilità per i richiedenti asilo di insegnare l'italiano. Si può fare solo dopo, quando verrà certificato lo status giuridico. Gli altri lasciati in questo limbo. Ne parliamo poi della protezione umanitaria che si parlava, perché è interessante questa cosa per uno che avrà la scadenza del suo permesso umanitario nell'arco di 2 anni, quindi a breve distanza, potrà solo mantenere il permesso se riuscirà a convertirlo in permesso di lavoro. Ma questo è possibile solo se ha un contratto di lavoro e qui qualcosa si può fare, una residenza, un domicilio, soprattutto il passaporto, e non ha un titolo di viaggio per andare nel suo paese. Come fa? Vedete come si creano le cose per creare problemi. Poi parliamo di quella aberrazione che a me ricorda tempi molto bui, che
quella della creazione, che per fortuna non è ancora in vigore, ma sembra che sia arrivata tra poco, che è quella delle liste sicure, dei paesi sicuri. Cioè se tu vieni dal Senegal, il Senegal non c'è nulla, secondo me, perché io ho fatto degli accordi economici e politici con i poi governanti per fare questa storia, perché è sempre economica, allora non ti faccio neanche fare la richiesta asilo, ti nego il diritto della tua storia, che può avere dei motivi che sono anche vanno oltre a quelli del tuo paese, perché tu puoi vivere delle situazioni per cui chiedi un asilo per altri motivi, senza poi parlare, va bene, perché tutto viene omologato sulla richiesta asilo, ma va bene, non entriamo su queste cose perché sennò poi perderei la mia dignità di sacerdote. Sì, l'altro giorno, ecco ve lo dico così, ci sono giornalisti qui? Sì, no? Se scrivi questo sei ucciso, no? Cioè siccome non lo faccio tu fai da solo. Allora, no scherzo. L'altro giorno a me sembra importante, ecco, su questa cosa spendo solo le parole perché poi volevo entrare anche su delle questioni proprio di ricaduta su quella che è la vostra attività. E l'altro giorno siamo stati convocati dalla locale prefettura che è di Treviso. Voi sapete che non so se comunque è stato fatto un bando, al di là della legge, è stato fatto un bando per le accoglienze nuove, in cui è stato tolto un sacco di cose, nella quale è scritto persino quanti millilitri di bagno schiuma bisogna dare alla settimana, che bisogna dare, non si può più fare da mangiare alle persone, ecco l'assistenza, cioè questi che perdono proprio, cioè, non si neanche lavare i piatti, lavare i piatti di plastica. Allora, in Europa, a Bruxelles, è stato dichiarato che nel 2021 le plastiche devono spendere, noi andiamo a tutti questi 50-60 mila che sono le accoglienze, posate di plastica per le direi andrei avanti su quel capitolato una vita. Allora, attualmente nella provincia di Treviso sono 1300 le persone accolte, no? E come dicevamo prima c'è questo smantellamento dell'ospedale che poi quando salterà il tappo dell'accoglienza un'altra volta vedremo cosa succederà, perché non so chi sarà in grado di accogliere fra 3-4 anni, ma i numeri saranno logicamente diversi, perché se non si lavora su una cultura della giustizia, della comunione delle cose, del dono, non se ne va fuori. Se io ho sempre coltivato in Senegal quanti umani per pezzi di terra, adesso qualcuno me lo porta via, qualcuno, ecco, chimicamente climatici non produce più, perché di solito nelle zone tropicali c'è il raccolto grande e il raccolto piccolo. I raccolti piccoli stanno saltando tutti, la gente non ce la fa, si indebita ed è costretta a queste situazioni per chi manda il figlio che ritiene più capace, quello che si ricorda. Ecco, abbiamo fatto questo incontro, vi risparmio un po' i toni dei funzionari su questa cosa, ma la cosa bella è che a queste condizioni in cui la vita è calpestata, su 18 enti che accoglievano 16 hanno detto noi non ci stiamo a questo. Per me sono le persone, è il valore della persona. E questo è stato molto bello, no? Ho un po' capitanato io, devo dire, però è stato bello perché, come si dice, a un certo punto, ed è questa la cosa che, riprendendo quello che si diceva prima, a me ha fatto male, ma tanto male. E alla fine Tiziano ha detto, ma volete più soldi? Ma non è più soldi, non è più soldi. Vogliamo che sia inserito di nuovo dentro il capitolato, che queste persone va fatto il supporto psicologico per chi ha difficoltà, che va fatto l'insegnamento della lingua italiana non 8 ore alla settimana, 20 ore alla settimana. Perché come diceva Mamma, io faccio sempre questo, tengo dei laboratori di orientamento nel territorio, e dico sempre, faccio questa cosa, mi metto su un tavolo, è una cosa molto semplice che poi possono fare anche i vostri ragazzi quando si incrociano queste storie, no? Metto su un tavolo un martello, un cacciavite, un laser, e dico, bene, adesso tu vai a prendermi il martello che è lì. Io così la volta italiana mi arriva col cacciavite, io dico, bene, tu lavoro fino a che no, ma neanche te lo propongo uno stage.
Io ho proposto di stare a gente che appunto sembrava, se avesse guadagnato, ha fatto danni per 50.000 euro, perché ha sbagliato a mettere appunto l'esempio prima che si faceva come si taglia il legno, tagliare tutti i pezzi di una misura diversa. Quindi bisogna dare degli strumenti, no? E questo credo sia molto importante. E allora credo che la questione dell'accoglienza è ritrovare l'identità di comunità accoglienti. E per noi certamente ci sono anche queste motivazioni profonde, collegate alla nostra fede, ma soprattutto a questo essere umano. E credo in questa direzione che sia importante coltivare degli atteggiamenti che ci invitano a non dare per carità ciò che spetta per giustizia. Questo è un grande errore che a volte si fa, capendo che è necessario educare anche una cultura del dialogo. Chi la pensa diversamente ha le sue ragioni, allora stiamo insieme e confrontiamoci su queste ragioni, perché un grande errore che forse il nostro mondo dell'associazionismo, il mondo che crede nell'accoglienza ha fatto, a mio modo di vedere, è quello di non essere riuscito ad abitare le ragioni di chi ha paura. Perché una narrazione tossica ha creato questo, ma noi non sappiamo narrare qualcosa di diverso. E quindi dobbiamo impegnarci in questo, per riconoscere quella fraternità che è e basta. C'è, è lì. Ecco, è come la brace sotto le ceneri. Allora, io credo sia importante ritrovare 4 vitamine fondamentali che credo sia da assumere e da dare ai vostri ragazzi, perché oggi mancano queste 4 vitamine. La prima, la fiducia. Fiducia nell'uomo, fiducia in quella persona che incontro, fiducia nell'altro, che è comunque un mistero che mi precede e mi supera. E questa fiducia è importante. La seconda, la pazienza. Sono processi lunghi. Ecco, l'accoglienza che per diventare inclusione, per diventare, se vogliamo, tra virgolette, integrazione su quei versanti che dicevo io, non su quello che chiamavo Mohammed dell'assimilazione, ha bisogno di tempi lunghi. Ha bisogno di andare capendo, ecco, che l'albero può portare frutti buoni se sa riconoscere le sue radici. E allora c'è questo collegamento molto bello, no? che dice, no, c'è un bellissimo proverbio africano che dice, no, che l'albero che viene scosso dalle tempeste, le cose, resta in piedi perché ha le radici. E questo è molto bello. Allora io credo che questa, ecco, allora la pazienza, la fiducia, la tenacia, il tenere duro, che è la resilienza, no? Che non è un'opposizione all'altro. Perché oggi c'è, lo dico con estrema tranquillità, oggi c'è, logicamente io sono molto tranquillo, io non condivido la linea politica del nostro governo, non condivido quello che dice Salvini, sono un giornalista che vado a scrivere, tanto anche di quella. Però attenzione, che Salvini è la punta dell'iceberg, cioè che queste cose qui sono trasversali a destra e a sinistra, è una logica politica che è quella che diceva Mohammed prima, che è globale. Papa la chiama la globalizzazione dell'indifferenza, la globalizzazione dell'economia e la globalizzazione della schiavitù. Cioè, qualcuno sta bene perché qualche altro sta peggio? Io dico sempre questa cosa, sono anche molto terra, no? Ma dico, se sul piatto abbiamo 4 parti di un pollo e 3 le mangio io e dall'altra parte mangia una sola parte, se vogliamo il cammino della giustizia e che veramente ci sia la libertà che uno possa scegliere cosa fare, deve essere 2 parti, e quindi una parte in meno devo rinunciare, devo scalare la marcia? No. E abbiamo inventato questo bellissimo e quanto fasullo slogan: aiutiamoli a casa loro. Allora, io che vado spesso in
Africa, in Sud America, in India, parlando con loro, sono stanchi di essere aiutati, non l'hanno mai chiesto, perché l'aiuto è sempre un cavallo di Troia per sfruttare. C'è un bellissimo libro di un'amica zambese, la Dambisa Moio, di Dambisa Moio, che è stato tradotto così bene: la carità che uccide, mostra come la cooperazione è solo inchiodato. Attenzione, perché io dico, sosteniamo questa cosa qui, aiutiamoli a casa loro, diamo il giusto rispetto a ciascuno. Se noi pagassimo le cose per il loro valore, certamente il capitalismo e il consumismo andrebbe tranquillamente rimodulato in Beretta. Perché semplicemente se il mio cellulare che costa 400 euro per quello che costa, e 400 euro vuol dire circa 20-30 vite sfruttate, no? 20 nomi, 20 persone, tante volte bambini. Se quello fosse pagato a questo prezzo non lo cambieremmo così facilmente come ci cambiamo i calzini un giorno. Sarebbe diversa la cosa. Però è qui che dobbiamo lottare e educare a una questione diversa. Quindi pazienza, fiducia, resilienza e lungimiranza. Guardiamo lontano, guardiamo a questa umanità, a questa prospettiva, e guardiamo con quel respiro. Ecco, prima Manuel citava Manzoni, Dante, ecco, troviamo anche nelle nostre radici culturali di questi doni straordinari della nostra cultura, hanno un respiro che è vivo ancora oggi. È la lungimiranza, il respiro ampio che è sull'uomo. L'uomo è fragile, ma è contenitore di qualcosa di straordinario. Come dice San Paolo nelle lettere, è un fragile vaso di creta che contiene un tesoro prezioso. E io credo che questo sia importante. Allora, credo che gli atteggiamenti sono proprio quelli che già sono stati ricordati, e scorro un po' veloce perché proprio sono già stati detti. L'educazione alla conoscenza dell'altro. La gente che conosce, la conoscenza è come un vento che spazza via le paure. E qui anche con molta, come si dice, attenzione però, perché io sono amico e conosco Mohammed, ma conosco Mohammed che è senegalese, che vive in Italia da tanto tempo, che è portatore di una cultura che è la sua. Non posso dire tutti i senegalesi sono come Mohammed. E Mohammed dice conosco Don Davide, ma Don Davide è Don Davide, non è tutti gli italiani. Attenzione, perché è facile dire tutti gli italiani sono così, no? Beh, tutti i veneti sono polentoni, no? E gli altri così, e i marocchini sono aggressivi, perché poi sono queste le cose, no? Gli albanesi sono, e già abbiamo le etichette, no? Anche vabbè, imprigionati. Conoscere l'altro significa conoscere. A me è capitato, ve lo racconto, perché proprio è un episodio. Una delle prime case di accoglienza che abbiamo aperto, anche questa è una scelta che abbiamo fatto con Caricia, dentro le realtà, cioè non isolate fuori in periferia. E mi colpiva perché è stato venuto fuori su questo posto dove siamo andati, che allora perdevano il valore delle abitazioni vicine, perché arrivavano tutte queste storie qui. E a un certo punto una signora mi ha aggredito, no? Verbalmente, in maniera molto significativa, e mi ha detto perché queste persone portano delinquenza e via dicendo malattie di questo tipo. Dopo 2 o 3 mesi che sono di passato, cioè che ero lì e mi ha visto, passavo più frequentemente, ma non mi aveva mai incrociato, mi ha chiamato, no? E mi ha detto, lo dico in dialetto, poi lo traduco, fa, però sti neri qua bisogna cancari e bastardi come che dice la televisione, se buoni. Cioè, la conoscenza vuol dire, capite? Ecco, sì, però sai, se parlo dialetto stretto sanno l'attesa non lo capite, quindi. Allora, credo sia importante proprio questo, no? Che la conoscenza, educare a una conoscenza, credo che ai vostri ragazzi conoscere, ecco, questa realtà, anche un'educazione che limita anche in capacità di informare correttamente, no? Ecco. L'educare la reciprocità, no? Noi viviamo sempre l'accoglienza, rischiamo di vivere l'accoglienza da un punto di forza. Io ti aiuto perché posso,
e quando non posso? È la reciprocità dell'essere umano che mi pone in una condizione diversa, ed è quella non dell'elemosina, ma della condivisione. Il pane va spezzato, va condiviso. Se lo tengo nella saccoccia per pensare davanti, diventa duro, non lo mangio né io né l'altro. E allora le opportunità ci sono per tutti. Ed è bello, secondo me, educare anche a questo concetto che a volte si fa fatica a cogliere, che è quello della contaminazione, che è faticosa a lasciare che l'altro entri dentro di me. Quello che insieme, vedete, oggi abbiamo parlato lingue, ma il vostro ascoltare sta parlando a noi. È una condivisione che stiamo vivendo di un tempo. Le cose che prima del nostro intervento voi avete detto in relazione alle vostre attività non sono la comunicazione di cose che sono da fare, ma sono l'essenza di un cammino, e ha contaminato noi, che magari queste cose non le sapevamo con questa precisione. E la contaminazione, quello che ha detto Mohammed, e quello che Mohammed dice altre cose che io seguo, sono contaminazioni che ci aiutano ad allargare i nostri orizzonti. Non che io la devo pensare esattamente come lui o lui come me. Non siamo chiamati ad omologarci, ma ad arricchirci e a dire insieme su questa tavola metto questo pezzettino mio. È come la storia del mosaico, ognuno mette il suo pezzetto. E allora anch'io credo, ed è stato detto, che dobbiamo educare alla bellezza che è in noi, alla bellezza che è nell'uomo, e la chiamerei così. Ecco, io avevo scritto, mi avevo preso un po' il titolo vostro, cercatori e seminatori, ho aggiunto sognatori, perché chi cerca, ecco, trova un terreno dove seminare e deve avere questo sogno di una umanità che può essere migliore se lo siamo in prima persona noi. Se mi metto in gioco io non devo aspettare che il ministro dell'interno, che il presidente degli Stati Uniti la pensi come me. Io faccio il mio, e lo faccio soprattutto nel mio essere, tirando fuori quello che sono, non avendo chissà che. Ecco, perché le cose si possono fare, e guardate che è importante cogliere anche i segni che ci sono, e ci sono segni. Il ragazzino di 15 anni che è stato davanti l'altro giorno a Roma, no? Davanti a Casa Pampi, la ragazzina svedese Greta Thunberg, no? Che fra l'altro è autistica, e sta portando avanti un movimento che hanno smosso i giovani. Cioè, i segni si parla, non ci sono bisogno di chissà quali risorse economiche, ma del coraggio di essere quello che si è e di dirle. Prenderemo anche uno schiaffo, vabbè, insomma. Ci sta detto poi l'altra guancia, dopo due no, Educare alla responsabilità, è quello che sia importante. Allora, concludo perché anch'io mi sono dilungato un po' tanto, però credo, per il compito educativo vostro, alcuni suggerimenti. Ecco, accompagnate i vostri ragazzi a cercare una corretta informazione su come si va avanti questa nostra società, perché l'esclusione, ecco, ed è questo secondo me che noi stiamo cogliendo, l'esclusione sociale di cui purtroppo sono destinatari tanti fratelli che vengono da altri paesi, che appunto hanno vissuto anche delle accoglienze, e qui non entro nel termine di che non sono state fatte, ma veramente sono il segno di altre esclusioni. Noi possiamo parlare di un'accoglienza che deve essere a 360 gradi. Io accolgo il mio fratello che viene dal Senegal, come accolgo il mio fratello disabile, come accolgo chi ha perso il lavoro, e questa è un'accoglienza a 360 gradi. Se no, noi se andiamo avanti a spicchietti non avremo mai una visione globale, non avremo mai un'umanità capace di esprimere la bellezza dell'essere umano. È una corretta informazione, perché le cose succedono, succedono velocemente. Passa una legge come quella 132 sull'immigrazione, però nessuno qui ha letto l'altra parte, che è sulla sicurezza. E sulla sicurezza ci sono delle cose incredibili.
Se io come parroco domani, perché mi rompo le scatole, e c'è uno che sta facendo l'elemosina fuori dalla chiesa, chiama la polizia, questo va direttamente in carcere, adesso con la nuova legge. Perché è reato molesto, punito da 3 a 6 mesi, con carcerazione preventiva di almeno di 10 giorni, in attesa. Cioè, poi è interessante, ma vado veloce, il reato di blocco stradale. Poi il nostro ministro va a difendere i gilet gialli che bloccano la strada. Si dice sì, ok, perché questa cosa dovete sapere, se non la sapete già, ma credo che informate più tanto di me. Questo. Protesta degli allevatori di capre e pecore della Sardegna, il ministro dice da 0,50 portiamo a 0,80, si fa l'accordo, i 10 che erano i capi, tutti denunciati per il reato di occupazione stradale dopo 3 giorni. Un giorno ti aumento e un giorno ti bastono. Questo succede. Allora abbiamo una società in cui dobbiamo renderci conto, cioè, una delle barzellette che si sta raccontando soprattutto nella nostra terra, non parlo di tutta l'Italia, è con la crisi la mancanza di lavoro. Ma a chi la raccontiamo? Abbiamo più lavoro nero qui noi che i neri che sono in Africa. Il lavoro nero lo trovi sempre, allora si crea, si abbassa, no? Allora la schiavitù delle fasce più deboli e via dicendo, si potrebbe. Allora l'accoglienza, la informazione corretta, poi conoscere i migranti. Poi nel nostro Veneto ci sono realtà che accolgono, ci sono comunità, ci sono persone, cominciamo ad accorciare le distanze, cominciamo a far conoscere e far fare esperienza di incontro, come dicevo. L'incontro prima di tutto, che è riconoscere l'altro, ritrovare la cifra di relazioni che sono umanizzanti, non funzionali. Mi serve il migrante per fare la testimonianza del mio gruppo scout. Non dico cosa penso di questo. Serve, però dentro il percorso, altrimenti è una mera stronzata. Metto in mostra, muovo il sentimento, lacrimucce, no. E dopo, va bene anche questo, ma dopo, prima, o siamo dentro una relazione, o se no queste cose, ecco, le mettiamo in mostra, no? No. Educare a questo valore dell'altro, ecco, credo sia importante. E poi con piccole scelte, ecco, credo che l'avete, l'ho sentito prima, ecco, alcune battute, costruite alleanze stabili con realtà e generative, ecco. Può essere con la Caritas, può essere con le cooperative, con chi comunque si cerca di vivere questo incontro con chi vive questi percorsi, no? Ecco, e quindi per superare la logica dell'indifferenza. E poi credo, ecco, un'altra cosa che mi sembra importante, la richiamavo già prima, educate e state molto attenti al linguaggio che usano i vostri ragazzi, cioè educhiamoci a questo linguaggio buono, perché se ci nutriamo di cose buone produciamo cose buone, se ci nutriamo di cose cattive, ecco, queste vengono fuori. Allora la parola della gratitudine, la parola di saper chiedere scusa, di saper esprimere i nostri sentimenti, educhiamo a questa capacità di esprimere quello che si vive. E poi ecco, attività di accoglienza che potete anche, ecco, costruire insieme, ecco, con cose che credo siano molto importanti. E poi ecco, credo che non vi manca la fantasia e la creatività, e quindi io vi ringrazio per quello che fate, come dicevamo prima, perché siete un bel segno, una Italia che, ecco, può dare delle cose. E certamente, ecco, credo che sia necessario cogliere che siamo tutti migranti, siamo tutti in cammino, siamo tutti. Io vivo a Treviso, ma non sono di Treviso, ho migrato,
se la migrazione è solo pensare da un continente all'altro, è che ognuno cerca la strada della sua vita, quindi siamo tutti migranti. La vita è una migrazione. Attenzione che oggi la cultura di oggi fa sì che siano considerati migranti solo i poveri, perché i ricchi non sono considerati migranti. E allora questo è un problema più grosso che credo sia importante per l'educazione, che è educare all'attenzione alla povertà, che si vuole eliminare, non si vuole vedere. E la povertà non è mai una colpa, è sempre un accadimento che può capitare a ciascuno di noi. Finita questa incontro con voi, vado a casa, sono un po' stanco, sbatto con la macchina, mi rompo il filo della schiena, come si dice in dialetto, domani non sono più capace di pulirmi neanche il sedere, sono povero in 20 secondi. Attenzione, perché se noi la povertà non la affrontiamo e non educhiamo a cogliere, che è sull'ordine che diceva prima Mohammed, della condivisione, di condividere quel pane lì, creeremo solo marginalità, e sulla marginalità ci sarà sempre chi vivrà la tentazione di essere superficiale, chi farà i propri interessi e si dividerà il mondo in buonismo e cattivismo. Il mondo non ci sono i buonisti e i cattivisti, è solo chi crede nell'uomo, come ci ha insegnato il Signore, credere in questo uomo. Quindi io vi auguro proprio di educare e di fare il vostro servizio proprio educando al valore dell'uomo, educando alla libertà, educando a questa conoscenza e sapendo, ecco, che ne vale sempre la pena, anche se non saremo noi a raccogliere. È il tempo della semina, qualche altro raccoglierà, va bene, come noi stiamo raccogliendo, che ha segnato qualche altro. Buona serata.